Una location diversa ma altrettanto spettacolare, con 10 protagonisti, 10 comprimari, 40 ballerini, coristi che cantano rigorosamente dal vivo sulle straordinarie basi musicali realizzate dall'agrigentino Pippo Flora, costumi e coreografie da grande teatro musicale. È tornata in scena ad Agrigento l'opera moderna di Michele Guardì e Pippo Flora, I Promessi Sposi. Una grande partecipazione di pubblico ha accompagnato ieri in un palaforum a Bella Via gremito di gente la serata inaugurale di uno spettacolo totalmente rinnovato, ma pur sempre straordinario, che celebra il più grande romanzo italiano di Alessandro Manzoni, con continui rilanci all'attualità dei temi affrontati nel testo originale. Una modernità che viene sfruttata per presentare un contesto storico e sociale che riprende immutate le problematiche dell'essere, dall'amore al potere, dalla giustizia alla fede, per concludersi poi con la spettacolare pioggia catartica che vince la peste, ovvero il trionfo della vita. Oltre 2 ore di puro spettacolo, quelle andate in scena ieri, che hanno aperto la stagione natalizia dei Promessi Sposi ad Agrigento. Fino al 31 dicembre la compagnia dei Promessi Sposi, cantanti, ballerini al completo, allieterà infatti le serate natalizie ad Agrigento, scaldando l'atmosfera in vista dell'attesissimo ultimo giorno dell'anno. Per la notte del 31, infatti, in programma una serata speciale con cenone e spettacolo per brindare al nuovo anno in compagnia dei ragazzi del cast e del pubblico. Un ritorno in grande stile dei Promessi Sposi, che vuole in qualche modo essere un riconoscimento dovuto ai suoi principali fautori, nonché illustri cittadini di Agrigento, il regista Michele Guardì e Pippo Flora, autore delle musiche e degli arrangiamenti. Se proprio mi va bene, mi ammazzano di ponte. Terrore segreto al massimo.